può dire anche a noi su No, quali sono i tasti che toccherà. Ma sai, io parlo anche durante la settimana con loro e con tanti ho colloqui individuali, perché voglio che tutti siano pronti a tutte le situazioni, a ogni tipo di cosa che non possono andare. Magari c'è quello che magari adesso gli manca il gol, c'è quell'altro che magari si deve un attimino ritrovare. Queste sono tutte cose che lo faccio quotidianamente, ma è un rapporto che deve essere basato così, è un crescere anche chi magari in questo momento giocano, tipo giovani come Cappelletti che sta lavorando, sta crescendo. Sono tutti ragazzi che a tutti dico qualcosa, però la cosa che è importante è che dobbiamo magari cercare di sbloccarci in questo senso qua. Poi altre cose, le parole contano poco, perché li vedo come lavorano. Se lavorassero male potrei intervenire anche duramente, ma questo non è così, perché in effetti lavorano con intensità, con applicazione e anche loro hanno voglia magari di mettere a frutto tutto quello che fanno. Sì, perché a questo punto davvero, dopo tante occasioni mancate lì davanti, la sensazione è proprio quella, che manchi solo la raccolta. Eh sì, è come semini, prima o poi devi raccogliere, quando? Saperlo quando, però speriamo presto perché ne abbiamo bisogno. Sarà anche spazio al turnover, visto che insomma c'è un turno infrasettimanale, dopo sabato c'è il Siena, si è giocato sabato, una partita molto dispendiosa. Qualcosa non cambieremo tanto, qualcosa però cambieremo, però non tanto.